Buongiorno e ben ritrovati per questa puntata inaugurale di Sette in Punto, che torna quest'anno sempre a parlarvi di questioni legate all'attualità, alla politica, al sociale, insomma tutto quello che interessa il Nord-Est. Per questa puntata inaugurale abbiamo deciso di fare una scelta un po' diversa, invitando due direttori di un giornale e di una televisione che ci raccontino un po' qual è la loro impressione su questo Nord-Est in un quadro così difficile da qualunque parte lo si voglia guardare, ed è per questo appunto che è con noi questa mattina e lo ringrazio moltissimo di essere qui Alessandro Russello, che è il direttore del Corriere del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E benvenuto con noi. Questo incontro TV carta stampata sul territorio serve un po' a fare il quadro del periodo che stiamo vivendo. Sappiamo qual è a livello nazionale la situazione, ma questo non è che non abbia conseguenze sul piano locale da tanti punti di vista. Iniziamo un attimo dalla politica, visto che domani sarà una giornata cruciale con la verifica di governo, dalla quale dipendono tante cose. Dipende soprattutto l'aumento dell'IVA, l'ultima rata dell'IMU, tantissime tasse, l'aumento della benzina, ma non solo, insomma anche la stabilità, sappiamo, mondiale, è un po' legata al nostro paese. Lei come vede la situazione che si è creata dal punto di vista politico? Beh, innanzitutto il Veneto e il Nord-Est potrebbero avere un grandissimo contraccolpo se ci sarà una crisi, sicuramente più di altre regioni italiane, perché sono regioni di frontiera dal punto di vista economico, sono regioni che hanno grande PIL, sono regioni molto vive sotto il profilo imprenditoriale, anche se naturalmente quelle del Nord-Est attraversano una grande crisi, una crisi che si vede molto di più che in altre zone d'Italia. Il Sud, ad esempio, paradossalmente c'è meno crisi perché c'era meno ricchezza e ci sono meno industrie, meno imprese, meno partite IVA, c'è un mondo del lavoro in sedicesimi rispetto a quello del Nord-Est. Per cui il Nord-Est, zona di grande benessere, di grande ascesa economica e produttiva, è una delle regioni che sta scontando maggiormente questa crisi, che quindi da una crisi di governo potrebbe avere un contraccolpo sicuramente più forte rispetto ad altre zone d'Italia. Abbiamo chiamato questa puntata Nord-Est chiama Italia, che non è un titolo che ho coniato io, ma è un titolo che ha utilizzato per il suo libro nel 1996 Giorgio Lago, direttore del Gazzettino, all'epoca scomparso, però un direttore che ha guardato profondamente dentro questo Nord-Est, che era in quel momento il Nord-Est del boom economico, che era in quel momento il Nord-Est del miracolo, a cui tutti quanti guardavano, chi guardava con interesse, chi già con un po' di disprezzo, dicendo siete piccoli, non avete futuro. Però in quel libro, diciamo, che aveva questo titolo appunto Nord-Est chiama Italia, c'erano già in nuce tutte le cose, i nodi che stanno venendo proprio al pettine in questo momento, cioè il potere di decidere della politica che non ha impatto sul territorio, la burocrazia. Dal 96 ad oggi siamo cambiati e abbiamo davanti però più o meno le stesse sfide. Sì, siamo cambiati moltissimo, è rimasta una radice del Nord-Est, il Nord-Est di Lago, il Nord-Est nostro del 96 e ancora quello di prima, è il Nord-Est del capitalismo atomico, del capitalismo familiare, è il Nord-Est della grande rinascita dopo la grande povertà del dopoguerra. Il Nord-Est aveva alcune sacche di povertà immensa, era al di là di Venezia, che non è Nord-Est. Il Veneto in particolare facendosi del male per fare del bene a se stesso, quindi devastando il territorio, utilizzando molto il territorio, ha avuto una rinascita straordinaria. È un vulcano che è riemerso dal ventre della terra con tutta la sua energia, dalla civiltà contadina a quella industriale, creando dalla figura del metalmezzadro quella del piccolo imprenditore che poi pian piano è andato in giro per il mondo a cercare ricchezza. Quello era un capitalismo atomico, era una forma di economia più familiare, più piccola, venne coniato al tempo il termine piccolo e bello, e
negli anni di Lago salì dal nord-est e dal Veneto una forma di protesta e di rivendicazione che chiedeva attenzione ad uno Stato che nei confronti di questa terra produttiva, forte, generosa, aveva gli occhi chiusi. Giorgio Lago, in un pezzo ormai passato alla storia, che venne pubblicato un editoriale suo dalla prima pagina, allora era direttore del Gazzettino, scrisse un pezzo che si intitolava "Leggete l'articolo a pagina 5", ed era l'articolo di un incidente stradale con un morto, un semaforo, che per anni non era stato sistemato e la colpa era probabilmente dell'ANAS. Per cui insomma da lì nacque anche una forma di rivolta e una forma di rivendicazione trasversale della politica, dell'economia, dei produttori nei confronti di un paese che al nord-est guardava poco. E nasceva la Lega. In quegli anni nasceva la Lega, diciamo, la potenza nasceva della Lega, che ha avuto, quindi ha portato alcune istanze insieme alla Lombardia del Nord, il federalismo fiscale, il bisogno di una forma di federalismo fiscale insieme ad altre meno condivise e magari condivisibili. Però ha sicuramente la Lega rappresentato così in modo empatico, no? Quello che era un territorio che diceva delle cose. Cosa diceva? Diceva che voleva meno tasse, diceva che voleva avere una forma di sviluppo, diceva che voleva maggiore sicurezza, diceva che, e qui più anche Europa, con una grande, ma anche con una grande contraddizione, voleva immigrazione e non voleva immigrazione, che secondo me è un cortocircuito attorno al quale ci sarebbero tante cose da dire. Assolutamente, infatti era uno dei temi che volevo trattare con lei. Oggi naturalmente c'è un piccolo dettaglio poi nel tempo, che è la grande crisi del 2008-2007, che ha cambiato, scompaginato completamente tutto, e che è in un nord-est che comunque stava cambiando. Nella globalizzazione essere piccoli serve fino a un certo punto, per cui le imprese stanno tutte tentando, se non di diventare grandi, di diventare adeguate a un mercato. C'è una bella immagine, quella dell'impresa adeguata, è quella che dà il professor Giovanni Costa in un suo libro, che è attuale presidente della Cassa di risparmio del Veneto, e che dice appunto le imprese devono essere né piccole né grandi, adeguate. Possono avere magari da 5, possono crescere a 10 o a 15, non necessariamente 50, ma devono seguire quella che è la propria inclinazione, la propria capacità innovativa, immettere ricerche. È chiaro che non è più il nord-est di Lago questo, è un nord-est con una vocazione più internazionale, anche se allora lo era, che ha bisogno sicuramente di maggiore ricerca, di maggiore innovazione, di managerialità, in un momento in cui invece i manager spesso vengono licenziati e si ritorna alla vecchia figura del Paron, pensando che risparmiare magari sui manager possa portare. Ed è però un momento in cui il nord-est sconta questa lontananza, questa ingessatura della politica, questa politica incrostata con grandi problemi. Diciamo che secondo me, secondo il nostro piccolo osservatorio, è un nord-est a due facce, cioè esistono esattamente delle realtà spaccate a metà, chi guarda all'estero, che può parlare nei termini in cui lei stesso si è espresso adesso, di innovazione, di positività, di futuro, di competitività, chi invece ha a che fare con questo paese soffre molto di più ed è rimasto un po' senza riferimenti, perché come abbiamo fatto questo piccolo accenno anche al quadro politico, quello che una volta era il miraggio che ha rappresentato anche la Lega nella sua massima espressione, di qualcuno che andasse a Roma a battere i pugni, sostanzialmente anche quello si è rivelato alla fine insufficiente, perché il federalismo fiscale è rimasto sulla carta. Sì, la Lega ha rappresentato una pagina di rivendicativa del Veneto anche importante, però è anche vero che da sola non è riuscita, si è alleata con Berlusconi, si è alleata col centrodestra, e il paradosso è che il governo, poi tutti i governi naturalmente sbagliano, chi più chi meno, però è vero che probabilmente quando la Lega ha governato con Berlusconi aveva la maggioranza assoluta e aveva anche un filotto di potere che andava, voglio dire, dai comuni fino a Roma, no? Ed è paradossale che non sia riuscito quel centrodestra ma non ci sarebbe riuscito probabilmente nemmeno il centro-sinistra, a portare avanti questa idea di federalismo. Ad esempio i costi standard sono sacrosante, perché una siringa, vuol dire, a Padova deve costare 4 centesimi e a Caltanissetta o voglio dire, o in provincia di Mantova deve costare 25 centesimi, dico una cifra probabilmente sbagliata, ma la proporzione è
quella? Beh, perché c'è un problema all'interno del Parlamento di difesa lobbistica chiaramente delle regioni, degli interessi, per cui è indubbio, senza, voglio dire, c'è un problema di sud, c'è un problema di nord, i costi storici, che sono i costi, voglio dire, che noi non riusciamo a risolvere, è indubbio che appartengono soprattutto al sud, è indubbio anche che ci siano regioni, capito, molto virtuose che invece hanno dallo Stato molto di più di quello che per qualcuno potrebbe avere. Trentino, il tema dell'Alto Adige ancora ha senso in questo momento, no? Sì. Spero che non mi stiano ascoltando No, tutti no, gli altoatesini. io spero di sì che la stia ascoltando. Allora, se mi ascoltano, accettino questa provocazione. provocazione. È indubbio che i soldi loro li spendono bene, ma voglio dire, forse è un po' inattuale, dopo 50 anni, 70 anni dalla guerra, tutto un po' forse inattuale, dovrebbe rivedere un po' i patti che danno molte più risorse al Trentino, oppure uniformare. Il Veneto, ad esempio, si trova al centro, no, è circondato da regioni che possono essere anche virtuose come il Veneto, ma è sfavorito. Ma secondo lei è sbagliata l'autonomia di queste regioni o è sbagliato che le altre non abbiano potuto gestire i soldi? Non è sbagliata visto come stanno andando le cose. Il concetto di federalismo, di autonomia non è sbagliato. Voglio dire, l'Italia nasce, cioè, è un concetto straordinario. Io farei, voglio dire, dovrebbe essere anche un federalismo di condominio, se fosse possibile. Anzi, c'è spesso, le piccole comunità si sanno gestire. Chiaramente vanno inserite, inquadrate in un contesto nazionale, internazionale. Per cui anche quando si parla di indipendenza del Veneto, si va, mentre le ragioni possono essere anche condivisibili per alcuni aspetti, per il PIL, per altre motivazioni, è chiaro che non è così facile staccarsi dal mondo, non è che vai a combattere con la Cina, col Veneto indipendente, devi andare a combattere nemmeno con l'Italia, devi andare a combattere con l'Europa, per cui i supporti alla nostra imprenditoria, la sostenibilità di una internazionalizzazione competitiva, voglio dire, devono avere alle spalle non tanto un territorio, una regione, ma addirittura un continente in questo momento. Senta, già più di una volta, tanto per fare arrabbiare un po' il nostro pubblico, prendo spunto da un articolo che avete pubblicato sabato sul Corriere del Veneto, ma che diciamo è solo uno degli episodi che alla fine mostrano come essere virtuosi non paga. Perché è successo con ripiano dei deficit di comuni che avevano fatto il disastro e che alla fine non hanno avuto più soldi, Roma per esempio o altre città italiane, è successo più o meno lo stesso nella sanità, è successo con le università che alla fine erano tanto virtuose le nostre che sono state massacrate quando è stata ora di mettere soldi e dipendenti all'interno degli atenei. È successo nella pubblica amministrazione che alla fine quando hanno fatto il blocco delle assunzioni, noi che avevamo già tagliato tutti gli eccessi ci siamo trovati a soffrire più di tutti ed è successo, leggo questo articolo che avete appunto pubblicato sabato, anche per quanto riguarda i giovani che sono una delle grandissime emergenze della nostra epoca. A Bruxelles sono troppo pochi quelli senza lavoro nella nostra regione e a questo punto tutti i soldi che dovrebbero arrivare dall'Unione Europea vanno al sud e al Veneto neanche un euro. Allora, non solo al sud, per dire vanno anche al Piemonte, ma perché? Sostanzialmente Letta tempo fa portò a casa 1 miliardo di euro per sostenere il lavoro giovanile, quindi contro la disoccupazione giovanile. Bravo, insomma. Ma insomma era stati spartiti in Europa, bravo Letta, non bravo Letta, bravo, insomma, arriva a questo 1 miliardo di euro e questo 1 miliardo di euro è stato suddiviso in Italia con un criterio europeo, cioè i soldi sono andati praticamente alle regioni che hanno una percentuale di disoccupazione giovanile, per disoccupazione giovanile in questo caso si intende dai 14 ai 25 anni, superiore al 25%. Il Veneto al 23,5%, dato 2012, quindi il Veneto è stato tagliato fuori. Chiaramente il Sud ha i percentuali di disoccupazione del 40-50%, il Piemonte al 30%. Per dire, allora voglio dire, è chiaro che tra l'altro sono dati relativi al 2012, mentre nel primo trimestre 2013 la disoccupazione giovanile in Veneto è aumentata, per cui ci troveremo ad avere i fondi che arriveranno nel momento in cui anche il Veneto avrà il 25%. È chiaro che fa pensare una cosa del genere, per carità, è chiaro che devi comunque mettere dei limiti, tipo quando tu vuoi una casa popolare, devi affidare le mense, dici possono accedere coloro che hanno un reddito inferiore, chiaro che ci vuole sempre un limite, però voglio dire forse è una ripartizione fatta male, perché come spesso accade le ripartizioni dovrebbero essere flessibili, dovrebbero anche capire le esigenze dei territori e forse magari i soldi andavano distribuiti un po' meglio. Ecco, più che altro che magari rischiano di andare soprattutto nelle regioni dove l'industria non è tanto presente, dove magari non
non c'è neanche modo di... o assistita, dove magari alla fine diciamo. rischiano di essere anche inutilizzati, mentre dove magari l'impresa guarda qualsiasi tipo di risorsa pur di venire fuori dalle peste di questa crisi, magari sarebbero stati anche completamente assorbiti dal nostro territorio. Mi viene voglia di chiederle quali sono le notizie che negli ultimi mesi, se non in quest'anno, l'hanno colpita di più qui a Nord-Est. Quali sono secondo lei i segni più profondi di questo cambiamento che stiamo vivendo? Beh, per non parlare, allora, ci sono sicuramente alcune notizie negative, drammatiche. Una delle notizie, che poi è un fenomeno fatto di più notizie, è sicuramente quello del suicidio degli imprenditori. Quella è forse quella che accia... All'interno di questa crisi epocale, globale, il Veneto ha assistito, in particolare il Veneto, perché qualcosa c'è stato anche nelle altre parti d'Italia, ma in particolare il Veneto, è successo questo, e drammatico, probabilmente legato al fatto che gli imprenditori veneti, non tutti ma sicuramente una grossa parte, hanno una forma di religione del lavoro, e anche nel senso positivo ma anche in senso negativo. Cioè ad esempio in America chi fallisce, voglio dire, riparte, non c'è un senso di vergogna nel fallimento. Invece in Veneto questa forma di attaccamento al lavoro, oltre che a essere legata al proprio modo di essere, assume una forma quasi religiosa, sacrale, per cui fallisci nel lavoro, fallisci come persona, che ha una forma di grande rispetto, ma anche una forma sbagliata, secondo me, di intendere la vita, perché sbagliata. nella vita non c'è solamente il lavoro, non c'è solamente un lavoro, sì, non c'è un lavoro, pur capendo e quindi avendo un profondo rispetto perfino per le ragioni, che io ovviamente non lo farei mai, non mi sono trovato nella situazione, però insomma bisogna, forse qualche imprenditore non è riuscito a reggere il peso di una sconfitta, bisogna abituarsi invece a lavorare con le sconfitte. Il peso anche di una solitudine, perché quello che è stato messo in rilievo è proprio l'assenza di punti di riferimento, lo Stato da una parte, le banche dall'altra, e il sindacato come terza sponda, diciamo così, cioè anche, forse è mancato anche un dibattito su come possiamo insieme, quando c'è una situazione di crisi, uscire come azienda, perché spesso appunto lei prima parlava del paron dell'azienda, invece quando magari si attraversano momenti di difficoltà si diventa una squadra, bisognerebbe che fosse così. Allora, il problema di suicidi è successo in alcuni casi che la persona che si è suicidata non avesse parlato nemmeno con la sua famiglia. Esatto. Allora, partiamo da questo, quindi da una forma di non condivisione del dramma da parte dell'individuo, e poi salendo, invece ci sono state forme invece più chiare di denuncia nei confronti delle banche che non prestavano i soldi. Anche lì apriremo un discorso enorme, perché nemmeno le banche possono regalarli i soldi. È indubbio che c'è stata una stretta, però. Poi pian piano sono messi in piedi dal numero verde, l'osservatorio regionale. C'è stata una presa di coscienza che ha portato, ad esempio, anche a salvare diverse vite. 700 chiamate, 700 il numero della chiamate, regione. 200 imprenditori attualmente in pochi mesi, alla fine, perché un anno appena, mi sa che fenomeni di grande solidarietà con imprenditori che in alcuni casi hanno assunto ex imprenditori, colleghi, e li hanno fatti anche diventare dipendenti silenziosamente, cose che non avvengono perché il Veneto poi può comunicare la propria rabbia, spesso non comunica la propria bellezza e la propria bontà. È un limite del Veneto questo, quello della autorappresentazione, perché c'è una forma di rappresentazione esterna assolutamente per certi aspetti anche corretta, per certi aspetti sballata. Il Veneto degli skei, degli imprenditori che vanno a puttane, dell'evasione fiscale, del razzismo, tutti termini molto estremi che contengono alcune forme di verità nelle loro contraddizioni, perché voglio dire, succede in Veneto, c'è sempre un sud al sud di ogni sud, e quindi è indubbio che ci sono anche delle insofferenze quando i fenomeni diventano estremi, ma c'è una parte e quindi questa è l'idea che per anni ha avuto l'Italia del Veneto, anche con molte trasmissioni televisive che sono state andate in onda. Ma c'è un Veneto invece bello, ricco, di volontariato, che spesso anche il Veneto di cui si parlava prima, che non viene comunicato. Il Veneto ha il numero di volontari. Ce lo comunichiamo in Veneto, sostanzialmente, però bisogna, rischiamo anche di i giornali essere hanno un troppo ruolo autoreferenziali in questo senso. I giornali devono avere un ruolo, l'informazione, la stampa, i media, le televisioni devono avere un ruolo. Però fuori dal Veneto secondo me sarebbe un po' più efficace che nel Veneto stesso. Vero.
Tra l'altro c'è stata questa notizia proprio di questi giorni che il numero dei volontari in Veneto ha raggiunto l'esatto numero delle partite IVA Veneto. Questo dice tutto e riassume un po' anche il concetto che lei stesso ha detto. Sì, il Veneto ha forse non so se è il maggior numero di volontari d'Italia o comunque è una tra le regioni però che il fatto che siano uguali alle Quindi, partite IVA. perché è successo che nel no profit, sta molto crescendo il no profit, per cui ci sono tantissimi anche cassi integrati, gente che è in mobilità, che non sta senza fare niente e va a lavorare, fa volontariato, aiutando quindi le organizzazioni del no profit che sì, fanno girare denaro, fanno girare moneta, fanno girare economia, però voglio dire reinvestono tutto in queste forme di intrapresa. Abbiamo la pubblicità, ci fermiamo per 2 minuti e poi riprendiamo con Alessandro Rossello, direttore del Corriere del Veneto. A pochissimo. Eccoci ancora insieme con Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto. Stiamo cercando di capire come cambia il nord-est e il Veneto, in particolare la regione che il direttore conosce meglio, attraverso gli occhi del direttore, più avanti anche nella puntata del direttore di Rete Veneta. Sono tanti i temi che dovremmo affrontare insieme ed è difficile racchiudere tutto in una mezz'oretta di conversazione, però ce ne sono alcuni che ci stanno segnando profondamente. Uno di questi è questa specie di intolleranza alle grandi opere che invece negli anni appena passati sembravano il nostro cavallo di battaglia. Siamo reduci da un maxi digiuno proprio durante questo weekend, da una battaglia molto forte che vede opposti i comitati per le grandi navi, no le grandi navi. Siamo di fronte alla necessità di mettere mano ad altre opere pubbliche, per non parlare del Mose, questa grande struttura che si è rivelata essere anche però un luogo un po' ambiguo in cui giravano soldi, corruzione e ancora dobbiamo vedere il finale di questa indagine. Sono sotto accusa secondo lei le grandi opere a nord-est? Beh, ultimamente sì, dopo una narrazione totalmente a favore delle grandi opere perché servivano dal passante, che poi in effetti è servito, ma il discorso sarebbe enorme, immenso. Esatto. Il Veneto è una regione a grandissima vocazione imprenditoriale, è una regione che ha avuto un collasso, un imbuto pazzesco per anni sulle tangenziali di Mestre, con morti, con drammi legati alle imprese che non riuscivano a produrre, che addirittura cambiavano sede perché non potevano permettersi l'attraversamento dei loro camion e delle loro merci lungo la tangenziale. Quindi nella fase di sviluppo paradossalmente non ne abbiamo avute tante, le abbiamo costruite e adesso come il passante si parla molto di TAV in un momento più critico, nel senso che qualcuno si chiede se siano ancora utili, qualcuno si chiede se la TAV deve andare, ormai non andrà più verso la Slovenia, verso l'est, la TAV probabilmente se arriverà, se un giorno arriverà, forse fra 10-15 anni, probabilmente arriverà a Trieste e poi andrà a nord, non andrà più ad est. Intervengo per il pubblico è del indubbio che Giulia, forse di grandi opere... Il grande dibattito è lì adesso. Sì, il grande dibattito è lì, anche perché voglio dire è legato alla globalizzazione, è legato ai numeri dell'economia, è legato allo sviluppo, quindi gli economisti, come abbiamo visto, non hanno saputo assolutamente predire nessuna crisi, quindi è anche difficile in questo momento fare le opere perché non conosciamo molto bene lo sviluppo in questa fase di globalizzazione nella quale i paesi del BRIC stanno praticamente camminando sulla cristalleria dell'Occidente, no? E spesso anche senza rispettare i diritti, mentre qua abbiamo diritti acquisiti in 200 anni e dobbiamo difenderli con le unghie, ma forse le grandi opere hanno senso, ad esempio per se dovessi esprimere un parere personale, io mi porrei il problema di utilizzare, di investire nelle grandi opere su rotaia, per cercare di dare ad una tradizione infrastrutturale legata alla gomma, no? Cercare anche delle forme alternative che diano maggiore qualità della vita, meno inquinamento, maggiore mobilità, quindi è giusto forse un mix delle due cose, perché poi è chiaro che una ditta usa la forma, il vettore che gli costa meno, quindi bisogna rendere queste opere utilizzabili da chi lavora, da chi produce, quindi rendendole anche competitive, ma bisogna avere il coraggio di fare degli investimenti
investimenti per arrivare, no, a che siano competitive. Cioè, per se la gente non va nei treni, se la gente non va sui treni, non ci va perché non ci sono. Poi magari è vero che se tu aggiungi 2 carrozze non le riempi, però devi anche culturalmente abitare cambiare la questione. Prima no, devi dare un servizio, perché non puoi pretendere che la gente si metta in un autobus e l'autobus è assolutamente pieno, se non è possibile percorrere nelle strade, i treni, queste cose qui, i pendolari le raccontiamo ogni giorno, queste storie. E poi una volta che hai dato il servizio devi fare andare la gente. Esattamente. E poi quello che lei ha detto anche all'inizio della puntata, è vero, noi siamo cresciuti come una specie di vulcano, mangiandoci il territorio, consumandolo in maniera così estrema. Adesso sì, è vero, c'è bisogno ancora di grandi opere, c'è ancora bisogno di ripensare a quali saranno gli strumenti, ma forse proprio questi nuovi strumenti potrebbero un po' salvarci dai danni che abbiamo fatto. Uno strumento secondo me straordinario, ne parliamo noi in questo numero di Corriere Innovazione che è uscito ieri, che si intitola Fare Bellezza. È lo strumento della bellezza, è lo strumento della consapevolezza che noi in Italia, in Veneto, abbiamo il più grande patrimonio, giacimento aurifero, che è quello dell'arte, della cultura, del turismo, per cui abbiamo la seconda manifattura d'Europa in Italia e dobbiamo quindi non retrocedere e mantenere forme di sviluppo, di internazionalizzazione, di mantenimento del mercato interno se ci riusciremo, ma il turismo è un volano straordinario. Cuba ha solo il turismo e di turismo vive e muore. L'Italia, voglio dire, ha il più grande patrimonio al mondo ed è la 7ª nazione per turismo nel mondo. Vuol dire che noi non sappiamo utilizzare. Dopo con forme adeguate di turismo, ma la bellezza, che non è solo una questione estetica, la bellezza è legata al paesaggio, al territorio, ma è legata anche ai prodotti, è legata al made in Italy, al lifestyle. Senta, quindi, siccome altrimenti non riesco a fargliela vedere, vorrei mostrarle una cosa che è a proposito in tema e che è un'intervista che abbiamo registrato con Alessandro Vardanega, che è il presidente di Un'Industria Treviso. Dura 3 minuti, la vediamo insieme per commentarla. Presidente, io entro subito a gamba tesa. Questo governo per l'impresa del Nord-Est, questa stabilità che è a rischio? È una cosa che ci preoccupa molto, perché stiamo assistendo a un momento della nostra economia tutto sommato abbastanza favorevole, nel senso che non c'è una ripresa, però siamo in una fase di stabilizzazione, quindi la caduta si è arrestata e questa potrebbe essere la condizione favorevole per quel rimbalzo che tutti auspichiamo da qualche tempo a questa parte. È chiaro che questa situazione corre il rischio di essere vanificata da una situazione politica molto instabile, per cui noi auspichiamo che le forze politiche sappiano ricompattarsi, sappiano trovare le ragioni di una condivisione. Io credo che alla luce anche del risultato elettorale siamo condannati ad un governo di larghe intese, ma non è solo una questione di risultato elettorale, è anche una questione di programmi, di priorità, di riforme profonde da fare che credo siano di una portata tale che un governo di larghe intese sia necessario. Per cui auspico che le forze politiche sappiano trovare la responsabilità per non vanificare gli sforzi fin qui fatti, per non disperdere i sacrifici fatti dai cittadini, dalle famiglie, dagli imprenditori e ci sappia guardare il reale interesse del Paese. Purtroppo in questo Paese manca il coraggio di mettere mano a una ridefinizione dell'assetto amministrativo e una profonda rivisitazione della spesa pubblica. E quindi purtroppo da tanto tempo, quando viene abolita un'imposta, ne compaiono 2 con nomi diversi ma che in qualche modo compensano il gettito che è venuto meno con l'imposta soppressa. Bisogna davvero trovare il coraggio di rivedere l'allocazione delle risorse. È quello che le imprese hanno fatto in questi anni, in presenza di ricavi che sono calati per la crisi, le imprese hanno rivisto un po' i programmi di spesa, hanno ridefinito le proprie priorità e credo che l'apparato pubblico debba fare esattamente la stessa cosa. Abbiamo un bilancio pubblico che vede uscite per circa 800 miliardi di euro, capisco che ce ne siano molte legate ai servizi sociali, alla previdenza, alla sanità e va bene, però aree di miglioramento ci sono anche in queste, però poi ci sono molte aree, gli acquisti della pubblica amministrazione piuttosto che tutta una serie di spese di tipo improduttivo sulle quali noi crediamo che si possano ricavare almeno 20 miliardi di euro che sono quelli necessari per ridurre il carico fiscale sui lavoratori e sulle imprese. A voi imprenditori che siete uomini della concretezza, quanto infastidisce questo balletto che c'è al governo? Poi magari è un atteggiamento fino al 4 ottobre, quando magari è già scritto che questo governo non cadrà. Sì, io continuo a pensare che questo faccia parte della tattica e della dialettica finalizzata a ritrovare il consenso del partito, però attenzione,
che queste cose lasciano sempre un segno nel paese. Lo lasciano anche nella misura in cui cresce poi in qualche modo la litigiosità, si creano le fazioni, quindi queste cose qui non sono mai indolori. Credo anch'io che il governo non cadrà, perché penso sempre al senso di responsabilità che poi alla fine prevalga, però attenzione che non si corre il rischio di giocare col fuoco, perché queste cose possono fare comunque del male. Il biglietto da visita dell'Italia è l'impresa più che la politica in questo momento? Non c'è alcun dubbio, è la laboriosità dei nostri imprenditori, dei loro collaboratori, la serietà delle famiglie, e purtroppo la politica dovrebbe prendere d'esempio. Parole sagge? Parole sagge, direi. Non so quanta, bisogna avere molta speranza in questo momento, un paese strano l'Italia, ferito, diviso. Non so se le larghe intese siano appropriate all'Italia, non so nemmeno se un governo che riuscisse a vincere potrebbe governare serenamente. Ho dei dubbi anch'io. Non ho proprio un grandissimo punto di domanda, però è vero che ci deve essere un'Italia del fare e non un'Italia del guardare. Il tempo della politica è diverso dal tempo di chi ogni giorno lavora, produce, deve pagare le bollette, per cui la politica dovrebbe pensare un po' di più a questo tipo di tempo e accelerare i suoi tempi e pensare veramente a fare un passo indietro ed emendarsi un po' per tentare di pensare di più a chi ogni giorno lavora, produce, si suicida, cerca di sbarcare lunario, non trova un lavoro. I politici dovrebbero fare questa preghiera ogni mattina e fare un passo indietro rispetto a quello che stanno facendo. Non è demagogia, è proprio capire i tempi diversi. Il tempo di un imprenditore è un tempo pazzesco. Se deve pagare il giorno dopo alla banca, voglio dire, il politico invece ha i tempi dilatati. Pensino solamente a questo e provvedano. Ringrazio Alessandro Rossello di essere stato con noi questa mattina e spero che possa essere anche nostro ospite qualche altra volta, perché è stata una bella conversazione. Grazie a voi. Grazie, e adesso noi cambiamo non argomento ma cambiamo ospite. Tra pochissimo sarà con noi il direttore di Rete Veneta Luigi Baccialli, anche con lui parleremo del nord-est, della politica legata al nord-est. Grazie ancora al direttore, ci vediamo tra poco.